Siamo di fronte alla capitaneria di porto di Messina, quella che è stata per secoli l'entrata principale del porto di Messina e anche la fine, l'inizio del bastione principale delle antiche mura della città verso nord, e ora la sede di questa decorosa caserma della Guardia Costiera. Dietro, alle spalle di questa caserma inizia il porto di Messina, il grande porto di 2 km per 2 km, proprio dietro c'è la Madonnina. Potete notare queste bandiere che sono state collocate sopra il portone principale, che prima erano singolarmente disposte, adesso sono su un piedistallo a forma di croce latina. Sul pennone più alto sventola la bandiera della Marina Militare Italiana con lo stemma delle Repubbliche Marinare nel mezzo, che è stato per 60 anni il simbolo della Marina Militare, che si distingue dalla Marina Mercantile perché ha una corona, una finta corona a forma di nave. Per non distanziare troppo questa bandiera dalla bandiera della Regia Marina, che aveva pronto lo stemma dei Savoia con la corona sopra, qualcuno ha avuto questa bella idea di fare questa bandiera della Repubblica Italiana con lo stemma delle Repubbliche Marinare e la corona a forma di nave. In realtà la più grande marina al momento della annessione e della invasione della Sicilia era quella siciliana. La più grande marina dopo quella inglese era quella siciliana, la maggiore quantità di tonnellaggio delle navi era proprio della flotta del Regno di Sicilia. Questa trasformazione dello stemma di Savoia nelle 4 Repubbliche Marinare non tiene conto del fatto che in Sicilia durante il Vespro nel 1282, mentre in Italia c'erano solo 4 Repubbliche Marinare, tutte le città della Sicilia si dichiaravano libere repubbliche, quindi Palermo, Siracusa, Messina, tutte quelle città di mare, Trapani, che avevano una grande tradizione marinara, si dichiararono libere repubbliche. Nel 1282 in Sicilia avevamo 40 libere repubbliche, che erano le 40 città demaniali della Sicilia, e nessuna di queste ha avuto l'onore di essere inclusa nei simboli della bandiera della Repubblica Italiana, che rappresenta la marina mercantile e la marina militare della Repubblica Italiana. Quindi è stata fatta sparire la più grande flotta, la più grande tradizione marinaresca, codici navali, codici nautici, il portolano, tutto quello che è nato in Sicilia, compreso le carte geografiche, le carte nautiche, che proprio in questa città sono state disegnate per la prima volta nella storia dell'umanità, per conto di Alessandro il Grande di Cerco da Messina. Disegnò la prima carta del Mediterraneo proprio in questa città, e quindi non abbiamo il piacere di avere evidentemente tra le repubbliche marinare italiane nessun riferimento a quella della Sicilia. Questo non è stato fatto casualmente, è stato fatto per fare sparire la storia della Sicilia da ogni rappresentazione italiana. Quando il porto di Messina era il più grande porto da cui era partita la flotta di Lepanto, a Genova non c'era neanche la darsena. Nel 1282, quando qui venne sconfitta l'esercito di Carlo d'Angiò e la flotta di 200 navi di Carlo d'Angiò, Messina aveva mandato contro quella flotta un'altra flotta che fece spaventare il francese e la flotta del Papa fino a dover scappare a Scilla. Ecco, nessuno di questi eventi storici fondamentali nella storia della marineria del pianeta è stato degno di essere rappresentato nei simboli di questa bandiera. Mentre a Messina si vinceva la guerra del Vespro, a Genova non esisteva ancora neanche una darsena fatta apposta per accogliere le navi. Quindi
la storia della Sicilia rispetto a quella delle Repubbliche Marinari sicuramente è molto più antica e consistente, quindi questa utilizzazione della simbologia nella bandiera della Repubblica è gravemente mancante di questa storia della Sicilia e della Marina siciliana. Per di più proprio questa caserma si trova di fronte a dove nel 1282 la flotta di Carlo d'Angiò tentò invano di entrare per distruggere questa nazione che aveva osato, questo popolo che aveva osato ribellarsi a Palermo il 30 marzo del 1282 e non riuscirono ad entrare nel porto proprio perché in questo punto i siciliani avevano messo una catena che impediva l'ingresso del porto. Proprio in questo punto che collega la capitaneria con la Madonnina del porto, che è posta sopra un forte a forma circolare che vedete qua di fronte. Questa era la distanza di qualche centinaia di metri che ha impedito alla flotta francese di entrare nel porto di Messina e quindi di occupare l'isola, di tornare in Sicilia. I francesi non tornarono mai più nell'isola e Carlo d'Angiò non mise mai più piede sul suolo sacro del Regno di Sicilia.